Di nuovo buongiorno a tutti, questa è una giornata ricca di iniziative e siamo di nuovo onorati di ospitare in questa conferenza stampa davvero un'importante autrice, un professore importante, una presidente di un'associazione importante che conosco bene e con cui collaboro da tanto tempo, magari con in vesti diverse, che vede Ali di Vita, la Presidente Loredana Borgato, è qui presente che saluto, il professor Filiberto Tartaglia, sociologo che è qui con noi, l'autrice Elisabetta Gemmo e la dottoressa Michela Pepe, psicologa e psicoterapeuta, che ci raggiungerà tra poco. Una conferenza stampa che quest'oggi ha il privilegio di presentare i libri dell'autrice Elisabetta Gemmo, che è originaria, nativa di Bassano del Grappa, non è padovana, noi insomma siamo ma veneta doc, alla quale va un ringraziamento importante, perché grazie alla presentazione di questi libri, insieme all'Associazione Ali di Vita, si riesce a continuare a lavorare in un tema importante, che sono sicuramente i temi che colpiscono la nostra società, le nostre comunità, i nostri giovani, in temi profondi, difficili, sfide che stiamo cercando di sconfiggere, che sono il bullismo e i disturbi alimentari. Due opere magnifiche, la prima, L'armatura di Otto. Il protagonista del racconto è Otto, poi l'autrice mi correggerà se sbaglio qualcosa, un ragazzino timido, vulnerabile, vero genio del computer, bullizzato dai compagni di scuola anche per il suo inconsueto nome. Incapace di condividere con gli adulti le sue paure e frustrazioni, passa tutto il tempo libero al computer con cui ha creato Ucronus, un mostro amico immaginario dotato di straordinari poteri. È la sola arma con la quale affronta le continue situazioni spiacevoli, fantasticando con tutte le cose brutte, in qualche modo rimbalzando sull'armatura del suo supereroe, e si allontanino sempre ferirlo psicologicamente. Tutto cambierà con l'arrivo in classe di Stella Marie, che con la sua simpatia e con il suo carattere sicuro e dinamico aprirà porte inaspettate nella vita e nel cuore di Otto. Un racconto sul bullismo contro tutti dobbiamo lottare in sinergia, tutti insieme dobbiamo lottare per vincere una sfida importante, e scuola, famiglia, istituzioni pubbliche insieme ai giovani e giovanissimi questo obiettivo è raggiungibile. Anche la seconda opera, il secondo racconto, che si intitola anche Cialli, grazie, Cialli e le ali e ha imparato a volare. Il libro affronta il tema del disagio giovanile nell'era digitale, concentrandosi su pericoli del web, sull'aumento dei disturbi alimentari tra adolescenti. Racconta esperienze tra ragazzi alle prese con insidie del mondo online e ovviamente le conseguenze del bullismo. L'adolescenza è un tempo di trasformazione, di crescita, di formazione, ma anche spessissimo di fragilità. Una fase della vita in cui i nostri ragazzi e le nostre ragazze si confrontano con la propria identità, formano la propria identità, formano il proprio carattere, con il giudizio ovviamente di altri che molto spesso incidono anche in questo percorso. Il corpo cambia, emozioni nuove, la formazione del carattere e molto spesso la formazione della persona ovviamente fa comprendere e esprimere attraverso queste emozioni poi quella che è la persona formata nella fase più adulta. In questo percorso complesso alcuni giovani si trovano a vivere esperienze particolarmente dolorose come il bullismo, i disturbi alimentari e questo incidono poi nelle fasi successive. Queste due realtà, pur diverse tra loro, hanno molti punti in comune: nel silenzio, nella solitudine, possono lasciare ferite invisibili ma sicuramente durature e profonde. Affrontarle significa non solo raccontarle, ma soprattutto ascoltarle con attenzione, con rispetto e senza giudizi. Questi due libri, dottoressa Gemmo, penso si possano dire oggi, che presentiamo oggi, ci offrono una possibilità importante, quindi grazie anche a Ali di Vita,
perché parlare di bullismo e disturbi alimentari significa promuovere cultura dell'empatia, della consapevolezza, della prevenzione e soprattutto significa lanciare un messaggio chiaro, importante, forte, che nessuno deve sentirsi mai abbandonato o solo. Una comunità vera, una comunità importante, una comunità che per significato e definizione, almeno per come la pensiamo noi, ha queste caratteristiche di essere unita sempre e soprattutto nelle sfide più importanti, non lasciare mai indietro nessuno e soprattutto lasciare nessuno nella solitudine. Solo questo potrà essere un risultato quantomeno non solo accettabile ma dignitoso di una comunità degna del suo nome. Io con questo concludo e vorrei a questo punto lasciare la parola alla Presidente Loredana Borgato, Ali di Vite, una realtà, un'associazione che non è un giorno, ma ormai sono anni, ormai Presidente, quasi 10 anni di grandi incontri. Io sono testimone, rubo un secondo, del percorso di Ali di Vita, una realtà che è partita come sempre nella diciamo, intuizione, necessità, gambe, fatica, sacrificio di tante persone, volontarie anche, che hanno vissuto in prima persona nelle loro famiglie di queste difficoltà, talvolta inascoltate, ma la forza di Loredana e tanti altri hanno poi convinto una società magari poco attenta a intraprendere percorsi importanti. 10 anni di grande lavoro con le istituzioni, con le famiglie, con tutta la struttura sociosanitaria, con tutti i nostri professionisti, ne abbiamo uno in particolare e poi con Michela due molto importanti qui con noi oggi. E se oggi dei ragazzi possiamo dire sono delle persone assolutamente non solo fantastiche, ma che hanno vissuto quel percorso e hanno vissuto quella traversata, perché alla fine è una traversata, lo si deve anche perché hanno trovato un contesto come quello di Ali di Vita che l'ha fatto comprendere i loro disagi. Quindi a te Loredana tantissime grazie, io l'ho vissuta come sindaco, ci hai convinto tutti, continui a convincere, continui a metterci del tuo e oggi, attraverso anche l'autrice, insomma, continua questa opera importante per le nostre famiglie e per la nostra comunità. A te, prego, grazie di essere qui. E io mi accomodo. Buongiorno a tutti, intanto grazie a Enoch delle parole che hai detto e noi usiamo sempre spesso un hashtag assieme si può, perché ovviamente per percorrere tutte queste strade bisogna andare assieme e restare uniti. Allora, intanto io saluto tutti, vi ringrazio e soprattutto ringrazio Roberto Ciambetti e Enoch Soranzo nella loro figura di presidente e vicepresidente del Consiglio regionale Veneto che ci hanno invitato oggi in questa tra l'altro stupenda location e ci hanno dato ancora una volta la possibilità di parlare della nostra tematica. Oggi lo facciamo attraverso la presentazione, come è già stato detto, dei 2 libri, Anche Celia Leale ha imparato a volare e L'armatura di Otto. L'incontro segue tra l'altro un filo conduttore che come associazione Ali di Vita portiamo avanti da anni sull'informazione, sensibilizzazione, formazione e soprattutto prevenzione sui disturbi alimentari. Questa malattia di cui si parla molto, ma mai abbastanza, e che coinvolge purtroppo in percentuale molto alta i nostri giovani e giovanissimi. In Italia e nel mondo sono un problema sempre più emergente, soprattutto dopo i 2 anni di pandemia. Durante il lockdown si è registrato un rapido aumento di casi, oltre il 30%, con un aumento anche dei decessi. Purtroppo è tuttora considerata una delle prime cause di morte tra i giovani dai 12 ai 24 anni. E gli altri 2 purtroppo tristi primati sono dovuti dagli incidenti stradali e dai suicidi. Il Ministero della Sanità dichiara che si tratta di una pandemia sociale con numeri allarmanti ed esordio in età sempre più precoce. Colpisce infatti la fascia di età adolescenziale e preadolescenziale. Siamo scesi con fasce di età che vanno 8, 9, 10 anni, che è veramente molto drammatico. Si tratta di oltre 3 milioni e mezzo di persone che ne soffrono, ai quali poi vanno aggiunti i numeri sommersi, cioè persone che non si rivolgono a professionisti o che proprio non chiedono aiuto, per cui capite che il numero sale notevolmente. I disturbi alimentari sono malattie psichiatriche molto complesse che comportano una grande sofferenza. Possono guarire ma richiedono spesso tempi lunghi e percorsi faticosi. A volte necessitano di ricoveri. È pertanto indispensabile che chi ne soffre sia seguito da equip multidisciplinari specializzate ovviamente nei disturbi alimentari. Noi le troviamo tra l'altro nel Veneto, una regione che può vantare di avere più centri sui disturbi alimentari tra regionali e provinciali, con equip multidisciplinari tra pubblico e c'è anche qualche privato che ovviamente è convenzionato. E
Noi sottolineiamo sempre che è altrettanto importante fornire un adeguato supporto ai familiari per affrontare in modo condiviso il percorso di cura del proprio caro. È fondamentale per chi sospetta di soffrirne chiedere aiuto subito, perché riconoscere tempestivamente queste malattie significa diminuire il rischio di cronicizzazione ed una maggiore possibilità di guarigione. Il disturbo alimentare, oltre ad essere debilitante per chi ne soffre, perché si trova ad affrontare questo mostro invisibile che poi tra l'altro non ha regole ben precise, mina anche la stabilità di familiari che provano un grande senso di vergogna e una maggiore difficoltà a parlarne con gli altri o a chiedere aiuto. Tanto più che stigma e pregiudizi ideologici sono tuttora molto presenti nella società, sia nei confronti della persona che ne soffre, sia nei confronti di tutta la famiglia. Molto spesso viene proprio accusata la mamma, tra l'altro. Ecco perché è importante che chi viene a contatto con i genitori possa sollecitare e aiutare la persona a rivolgersi a specialisti e inoltre aiutarla a non sentirsi in colpa, perché soffrire di disturbo alimentare è una malattia e non è una scelta. Un primo aiuto, un primo passo può fare la differenza. Ci sono diversi segnali di allarme che possono far sospettare un disturbo alimentare. Ali di Vita si occupa spesso di organizzare corsi informativi con gli educatori, per cui educatori scolastici, insegnanti, educatori sportivi, anche gli educatori, quelli che ci sono nelle parrocchie, abbiamo avuto occasione di farlo anche con loro, perché sono le persone adulte che sono maggiormente in contatto con i giovani e che possono percepire anche i primi campanelli d'allarme. È importante non abbassare mai l'attenzione sui disturbi alimentari e riteniamo che questo incontro, come altri avvenuti in questa splendida location, possono essere una grande opportunità per parlarne, condividere esperienze e sensibilizzare non solo l'opinione pubblica, ma anche le istituzioni, il cui ruolo è fondamentale per avviare progetti di prevenzione e una grande attenzione alla fascia degli adolescenti che spesso non trova una giusta collocazione nei supporti. Oggi abbiamo l'occasione di parlarne con la dottoressa Pepe, che appunto ci raggiungerà più tardi, che è una psicologa clinica, psicoterapeuta perfezionata nei disturbi alimentari e nei disagi giovanili. Lei lavora da oltre 20 anni con le scuole e da 10 anni è la nostra consulente per questa tematica. E con lei abbiamo portato avanti quasi tutti i progetti di informazione e di prevenzione. Con il professor Filiberto Tartaglia, sociologo, semiologo, scrittore, già docente universitario, che con grande attenzione analizza i diversi aspetti sociali contestualizzandoli nella vita attuale, dove tra l'altro l'intelligenza artificiale, che ormai siamo tutti un po' già bombardati da queste informazioni, l'intelligenza artificiale avrà un ruolo sempre più importante nel bene e nel male, nella vita di tutti noi e soprattutto dei nostri giovani. Ne parleremo altresì con Elisabetta Gemmo, che è autrice di 2 racconti per ragazzi che focalizzano le problematiche degli adolescenti. Elisabetta è una pedagoga che lavora con giovani studenti cogliendone le difficoltà. Grazie alla consolidata competenza dei relatori, con la loro professionalità, ma anche esperienza quotidiana in campo con gli studenti, e per studenti intendo dalle classi medie inferiori agli studenti universitari, è nata la volontà di ampliare un ulteriore progetto di prevenzione nelle scuole, che si affianca a quelli già esistenti e che avremo veramente piacere di poter portare nella maggior parte di numero possibile di scuole nel Veneto. Il progetto si chiama Progetto C'è lì e io poi preferisco che sia il professor Tartaglia a dire qualche parola riguardo anche alla motivazione della nascita di questo anche nuovo progetto. La nostra esperienza di attività di prevenzione nelle scuole inizia nel 2018. Abbiamo iniziato a Salvazzano Dentro, appunto come diceva prima il dottor Soranzo, e nasce con il progetto di Ali di Vita ai Giovani, che è il manuale per i disturbi alimentari, avviato con il supporto della città di Salvazzano Dentro e il patrocinio del comune il patrocinio del CSV di Padova e Rovigo. Siamo stati che poi patrocinati in alcuni casi anche dal comune di Padova e dalla provincia di Padova. Si tratta di incontri che svolgiamo con 2 classi alla volta per dare modo agli studenti di interloquire con la dottoressa Pepe e alla fine di ogni intervento consegniamo il nostro manuale per i disturbi alimentari, che è un libretto redatto ovviamente in termini adeguati, rivolto proprio ai ragazzi che poi lo consulteranno a casa e magari hanno modo anche di leggerlo con i genitori. In tal caso cerchiamo di raggiungere ovviamente anche tutta la famiglia con questo progetto. Seguono poi, quando è possibile, degli incontri online rivolti agli insegnanti e ai genitori per informarli sulle problematiche dei disturbi alimentari, sulle figure abilitate alla cura, ma anche per un confronto nel loro fondamentale ruolo di genitori ed educatori. Come vedete dalla diapositiva abbiamo raggiunto circa 3.800 studenti attraverso 91 interventi e i loro genitori.
In questi anni di percorso di prevenzione abbiamo intercettato adolescenti che presentavano segnali più o meno evidenti di un disturbo alimentare. Il nostro compito è stato quello di parlare con gli insegnanti e genitori quando si sono rivolti a noi, fornendo ulteriori informazioni e ovviamente poi indirizzandoli al centro di riferimento che è il Centro Disturbi Alimentari di Padova. Lavorando a contatto con i giovani, però, capita spesso di cogliere il loro malessere. Il mondo è diventato molto più complesso, gli adolescenti stanno male, noi adulti siamo tutti molto presi dal nostro lavoro, da tutte le problematiche che ovviamente ogni famiglia ha, per cui il dialogo e l'ascolto diventano sempre più difficili. La dottoressa Pepe, che quotidianamente lavora appunto con i giovani, con lei insomma si è pensato di portare avanti un progetto nuovo che è partito quest'anno e che si chiama Essere adolescenti oggi, manuale di sopravvivenza. Scusate, mando avanti la diapositiva, eccolo qua. Il progetto vede come protagonisti i ragazzi degli studenti delle terze classi, i loro insegnanti e i genitori, perché le modalità sono le stesse dell'altro progetto, praticamente incontri con massimo 2 classi alla volta. Ad ogni studente viene poi rilasciato quel manualetto che vedete, Essere adolescenti oggi, e c'è la possibilità ovviamente per i ragazzi di interloquire e successivamente noi poi facciamo seguire, quando è possibile, sempre i webinar con gli insegnanti e con i genitori, proprio per completare un po' quello che è l'informazione all'intorno alla famiglia. È stato un progetto che abbiamo potuto avviare grazie a una raccolta fondi, crowdfunding, che abbiamo attivato ancora l'anno scorso e che abbiamo raccolto 2.000 e qualcosa euro, per cui insomma è stato una buona attività per poter sostenere questa prima parte del progetto e poi pensiamo di trovare ulteriori fondi per portarla avanti l'anno prossimo. Gli interventi che abbiamo fatto appunto hanno seguito, come dicevo prima, le stesse modalità e facendo le 2 classi alla volta e incontrando i genitori con l'obiettivo di prevenire psicopatologie gravi negli adolescenti che talvolta portano a morte, aiutare le famiglie in un compito sempre più difficile, favorire il benessere e favorire le relazioni in famiglia. Scusate, mando avanti. Sono alcune foto che abbiamo fatto nelle scuole, restituzioni che sono state fatte dagli studenti, alcuni studenti delle classi, per cui danno il loro pensiero su quello che è stato fatto dalla dottoressa Pepe. Devo dire, sono bravissimi, scrivono delle cose meravigliose e capiscono perfettamente quello che viene spiegato. Allora, come contrastare l'insorgenza di queste patologie? Ovviamente, come si diceva, serve un gran lavoro da parte di tutti ed è una grande sfida. Per la nostra esperienza riteniamo possa essere importante creare una rete attorno ai giovani per limitare il più possibile l'insorgenza di queste patologie, per intercettare i disturbi alimentari nei giovani in maniera sempre più precoce, far comprendere l'importanza di chiedere aiuto per questa malattia dalla quale si può guarire, creare progetti di prevenzione a livello nazionale per contrastare i disturbi alimentari, per combattere stigma e pregiudizio verso chi ne soffre, i suoi familiari, implementare le campagne di sensibilizzazione per le problematiche legate al bullismo o cyberbullismo. So che c'è attualmente una campagna in atto fatta dal Ministero delle Politiche Sociali, e anche contrastare quello che è il body shaming, perché adesso negli ultimi anni spesso c'è anche questa forma di bullismo. Sono tutti comportamenti umilianti e denigranti che devastano l'autostima della persona con conseguenze anche molto gravi. Attivare sportelli di ascolto per gli adolescenti, che siano sportelli di ascolto con professionisti in grado di comprendere, supportare e curare le fragilità dei giovani e i disturbi alimentari. Attivare corsi di formazione per i medici, non solo i medici di base. In questi 9 anni di attività abbiamo riscontrato la necessità che ci siano maggiori figure professionali sui disturbi alimentari, formate sui disturbi alimentari, a partire dai medici di base, i pediatri di libera scelta, i ginecologi, ma non sono solo questi medici che vengono a contatto con i giovani, ma anche altri. Perché se adeguatamente formati possono riconoscere i disturbi alimentari in maniera molto tempestiva, consapevoli delle criticità e delle conseguenze organiche permanenti. In questo modo saranno nella condizione di indirizzare in maniera tempestiva la paziente alle prime cure negli ambulatori e nei centri dedicati. Istituire un programma nazionale sulla prevenzione dei disturbi alimentari a partire dalla scuola elementare per promuovere una sana educazione alimentare, fornendo anche l'informazione agli insegnanti affinché possano intercettare questi primi campanelli d'allarme. Crediamo molto in una rete composta in primis dalle istituzioni, il comune, i sanitari, per cui tutti i medici, le famiglie, la scuola, tutti gli educatori, le associazioni che si occupano di questa patologia per lavorare in sinergia verso una stessa direzione, verso il benessere della comunità e in particolare verso il benessere dei giovani. Vi ringrazio e buon lavoro. Non funziona. Funziona o non funziona? Funziona?
Uso questo grazie, senza disturbare. Grazie, invito, si è già alzato, il professor Filiberto Tartaglia, che ringrazio di essere qui, la volevo pregare a prendere la parola, l'ha già fatto da solo, grazie, benvenuto, una figura professionale molto autorevole, e grazie anche per la collaborazione che sta attivando e attuando da tanti anni con Ali di Vita, e non solo, per tutti i nostri giovani e famiglie, che molto spesso sono nel silenzio, alle volte non vogliono farsi riconoscere, rimangono dentro le mura di casa o nelle famiglie, che invece grazie al lavoro di tanti adesso sta diventando per fortuna un muro bucato, o abbiamo bucato il muro del silenzio. Grazie professore, prego. Ecco, no, mi sono alzato, mi scuso perché vedo che il tempo è tiranno, ignoro se si possa sforare, ma non credo. Allora, sì, allora la dottoressa Pepe è arrivata, ma comunque porto via pochissimi minuti, perché ne restano pochi per le due relatrici, e approfitto del fatto opportuno che ho preparato 9 diapositive, e allora scandisco dei brevi concetti proprio accompagnandomi con le diapositive stesse. Vediamo un po'. Ecco, allora stiamo parlando di adolescenti, no? E quindi è stato detto molto dalla Presidente, altro sarà detto dalla psicologa. Io come sociologo propongo, proprio come gioco discorsivo, argomentativo, un confronto fra il presente e il passato, ma non per nostalgia, perché la nostalgia non è sociologia, al massimo interessa la psicologia, ma per sottolineare quanto è cambiato nel giro di 2 generazioni. Guarda caso, i principali imputati sono i social, sono i cellulari, sono i computer, ChatGPT, l'intelligenza artificiale. Tutti argomenti che non c'è certo il tempo di sviluppare, per cui, ripeto, accennerò soltanto. Allora, c'era una volta, giochiamo, c'era una volta l'adolescenza come età della vita piena di promesse. Transizione, leggo, tra l'infanzia e l'età adulta, e bisogna dire immediatamente che è piuttosto cambiata. A parte che questo cambiamento è riferito a tutte le età della vita, e ci ha pensato tempo fa l'Organizzazione Mondiale della Sanità a riclassificarle. Ci sarebbe tanto da dire, qui dobbiamo dire che infanzia e adolescenza hanno subito il cambiamento più drammatico. Alludo alla adultizzazione precoce dei bambini e alla dilatazione della adolescenza, che ormai comprende anche gli adulti, non certo per ragioni anagrafiche, ma per ragioni psicologiche. Rivolgersi alla dottoressa Pepe. Bravo. Ecco, allora uno dei punti era proprio l'infanzia. Certamente c'era una volta l'infanzia prima dell'adolescenza, ed era fondata sul gioco, oggi sul cellulare e sul videogioco. E in particolare i bambini, quelli che sono della generazione Z, nati cioè dopo il 2010-2012, che adesso sono già adolescenti anche loro, e sono i primi ad avere scandito la loro vita quotidiana proprio in un rapporto, qui l'aggettivazione si sprecherebbe, quotidiano, ossessivo, perenne, con i social, e d'altra parte sono i genitori che regalano ai bambini di 6 anni non il cellulare, lo smartphone. Ecco, e quindi è chiaro che questa generazione non ha più l'amico immaginario che era il classico elemento di sviluppo infantile, ne parlerei, adolescenziale, ne parlerà l'autrice, Elisabetta Gemmo. Era uno strumento di apprendistato sociale, anche se volete, che era insostituibile per lo sviluppo
delle competenze necessarie per la vita adulta. Ecco, qui volevo dire che c'erano i bambini cattivi e questa espressione, una volta era soft, era usata per descrivere un comportamento di disobbedienza nei confronti dei genitori. E quindi, lungi dal significare una natura intrinsecamente malvagia del bambino, ci mancherebbe altro. Anzi, la dottoressa Pepe lo può spiegare meglio, è una forma di comunicazione quella di fare il capriccio, di disobbedire. Insomma, anche qui non è più così, perché, drammatica emergenza, i comportamenti cattivi stanno diventando comportamenti violenti e, udite, udite, i bambini arrivano ad essere protagonisti perfino di cronaca nera. Naturalmente non tutti i bambini diventano bulli. Però c'era una volta il gruppo di vicinato, erano gruppi di gioco, c'erano anche le sfide, ma facevano parte del gioco. Era proprio questo gioco di sfida era basato su una sana competizione. Adesso saranno derive semantiche, però dobbiamo fare i conti con quanto ci riferiscono i media, che molto spesso queste bande giovanili, ecco, provate a pensare il concetto di banda. Banda era un sinonimo di gruppo di gioco, adesso ci sono le baby gang. Poi c'era una volta, permettetemi ancora il gioco, la famiglia con il papà severo e la mamma comprensiva. Oggi ci sono tantissimi tipi di famiglia e tantissimi anni fa gli americani per primi ne classificarono le varie combinazioni. Oggi c'è l'evaporazione del padre, argomento caro per esempio a Recalcati e ad altri come lui. Ecco, qui è riferito al fatto che non tutti i bambini cattivi diventano bulli, comunque questo mi accompagnava. Ecco, vi ricordate, si parlava una volta di sindrome di Peter Pan e il padre molto spesso così, è vittima della sindrome di Peter Pan. Vuole essere sempre giovane, vuole essere amico del figlio, eccetera, eccetera. C'era una volta una scuola, se ne è parlato e se ne parlerà. Io riporto semplicemente una cosa che ho letto ieri sui giornali ed è significativa e magari poi la svilupperanno loro. La testimonianza, la dichiarazione di un insegnante. Vorrei cambiare lavoro proprio perché vorrei fare l'insegnante. Come dire che l'insegnamento, che è sempre stata una professione difficilissima, precaria, mal pagata, adesso affronta magari il problema, una volta inedito, dei genitori che arrivano a picchiare i professori, per cui non dobbiamo stupirci più di tanto se poi lo fanno anche i ragazzi, come è successo. Non vorrei fare il catastrofista, i casi esemplari, i casi non frequenti servono a focalizzare proprio i cambiamenti. C'era una volta il telefono, ai miei tempi quello di bakelite nero attaccato alla parete, adesso c'è il telefonino che serve anche per telefonare. Voglio alludere alla dipendenza da telefonino, non c'è tempo per sviluppare il discorso, però è chiaro che il 60% dei bambini ha il telefonino, lo smartphone forse, come dicevo prima, già alle elementari. A 10 anni poi navigano tranquillamente su internet. C'era una volta la televisione, adesso è ridotta a un elettrodomestico perché bambini e adolescenti la snobbano a favore di altre piattaforme, a favore del telefonino, del tablet e dei vari tipi più o meno aggiornati di computer. Dell'amico immaginario ho già parlato e adesso con l'intelligenza artificiale se lo possono fare loro. Volevo segnalare anche
questo caso che sicuramente fa riflettere. Avete presente i vari assistenti vocali, no? Che per me sono delle sveglie aggiornate, utilissimi per ricordarsi di prendere la pillola, tenere sotto controllo i tempi di cottura. Bene, riportavo il caso di una mamma che diceva mia figlia parla esclusivamente con ChatGPT. Morale della favola, gli assistenti vocali sono diventati veri e propri confidenti. Infine, e sto chiudendo, così vi do la parola, c'erano e ci sono sempre stati i disturbi alimentari. Se vi interessa, sono stati diagnosticati per la prima volta a Londra nel 1689 da un certo Richard Morton, che escluse già a suo tempo cause fisiche, e quindi si può dire che fece la prima diagnosi di disturbi alimentari, in particolare di anoressia, come anoressia nervosa. Anche questa secondo me è una sfida agli adulti, ma qui rivolgersi alla dottoressa Pepe, diventare invisibile per farsi vedere e magari fruire di vantaggi secondari. Riporto la testimonianza recentissima, anche questa di ieri, cerco sempre di documentarmi, una ragazzina di 17 anni, però per fortuna decisamente resiliente. Ha detto: ero in caduta libera verso il fondo di un baratro. L'unica cosa che mi rendeva felice era vedere i numeri della bilancia che scendevano. Ha trovato chi l'ha aiutata, è stata ricoverata in psichiatria senza cellulare e adesso a proposito di libri, sta scrivendo un libro per dire ad altre come lei, ad altre ragazze e ragazzi come lei, che è possibile uscire, è possibile per tutti, come è successo per me. Quindi adesso salto, ecco, vedete, qui se ci fosse stato il tempo, no, questa diventa sempre più attuale, mentre, questo l'abbiamo detto, un accenno alle sfide, no? Allora, le sfide come gioco è roba d'altri tempi. Adesso ci sono le sfide estreme, spesso mortali, e spesso, come nei racconti di Elisabetta Gemmo, imposte dai social. E quindi il discorso, la mission di Ali di Vita è anche lanciare l'allarme sull'uso imprudente dei social. Ecco, questa qua insomma diventa inconsueta, però vuole essere un elogio alla lettura, ai libri di Elisabetta Gemmo e al progetto Cialli nelle scuole, che evidentemente spiegheremo meglio in altra sede, però se fosse un progetto in cui la Regione in qualche modo appoggia Ali di Vita, sarebbe una simpatica iniziativa. Io ho finito e quindi adesso tocca a Michela Pepe. Grazie professore. La sfida l'abbiamo, se mi permette, la ringrazio perché lei ha lanciato qui dalla Palazzo Ferrofini della Regione Veneto la sede, diciamo, più rappresentativa in modo assoluto di tutti i cittadini del Veneto, affermando una cosa che deve essere chiara, che dai disturbi alimentari se ne si può non solo uscirne, ma la sfida l'abbiamo vinta e si può vincere. E le tante testimonianze, tanti ragazzi oggi, lei raccontava insomma la testimonianza di una persona che ne è uscita e che sta scrivendo addirittura un libro, sono persone fantastiche come io l'ho vissuta di persona e questo deve essere una testimonianza importante che deve fare insomma tutti quelli che ci stanno ascoltando. Anche qui c'era una volta una sala stampa con tanti giornalisti, oggi siamo nell'era digitale, anche qui in questo momento in Regione Veneto. Però mi sento di dire, dando la parola, anche do il benvenuto alla dottoressa Michela Pepe, che insomma bentornata in Regione Veneto, dall'ultimo incontro tanto lavoro è stato fatto ancora, per dire assolutamente che la Regione Veneto c'è, è a sostegno, è al fianco di tutte queste realtà che ci stanno piano piano accompagnando con voi, professionisti autorevoli, a vincere queste sfide per i nostri ragazzi.
Ha ragione, io sono reduce da un incontro recentissimamente, poi le lascio la parola. No, ma il problema del tempo credo che lo sforeremo un pochino, ma non ci condannerà nessuno, dottoressa. È vero, si vede sempre più spesso nelle nostre piazze, nei nostri luoghi di incontro anche dei nostri ragazzi, moltissimi ragazzi sulle panchine, nei nostri parchi, in tantissimi consessi, non solo quelli all'aperto, che di fatto sono tutti vicini, tutti insieme, ma in verità tutti col proprio smartphone e addirittura si scrivono e dialogano tra di loro a un centino di distanza col telefono, con lo smartphone. È vero, è un'epoca diversa, la Regione Veneto, come abbiamo licenziato anche una legge per l'utilizzo consapevole dello smartphone, è un progetto con le scuole e l'abbiamo fatto tra l'altro su iniziativa di una scuola padovana. E è una sfida che noi raccogliamo, ma che siamo sicuri di vincere con voi e con Ali di Vita e tante realtà come Ali di Vita. Io sono un po' di parte perché Ali di Vita nasce a Serrazzano durante il mio mandato di sindaco, quindi sono un po' di parte. E ringrazio anche l'autrice perché tramite i suoi racconti, insieme a loro e a tutti loro, riusciremo a, dentro le scuole, probabilmente a seminare quel germe positivo che servirà per combattere e vincere questa sfida. Dottoressa, a te la parola e grazie di essere qui con noi. Grazie per la sensibilità che ricordo sempre, perché insomma Enoch ha una grande sensibilità per i giovani e per la sua popolazione, mettiamola così. Allora, insomma, credo di essere conosciuta per la mia sintesi, spero di non fare troppa sintesi, però cerco di dare dei punti che possono rimanere impressi. Allora, rispetto all'amico immaginario, ritorno a Filiberto, nel film Inside Out l'amico immaginario, l'elefantino rosa, deve in qualche modo annullarsi per riuscire a fare in modo che la ragazzina Riley riesca in qualche modo a diventare adolescente, quindi il passaggio da bambina a adolescente. Ora, quell'amico immaginario che, come ricordava Filiberto, un po' fa fatica ad esistere nei nostri ragazzi, ma noi adulti in teoria l'abbiamo avuto. E credo che noi adulti dobbiamo lasciare andare la nostra adolescenza, dobbiamo in qualche modo, se siamo genitori, se siamo insegnanti, se siamo educatori nei confronti di adolescenti, la nostra parte adolescenziale la dobbiamo aver risolta. Se non ce la siamo risolta, ce la risolveremo, ma nel più breve tempo possibile. Perché i nostri ragazzi hanno bisogno che noi ci siamo come ascolto, ci siamo come presenza anche fisica silenziosa, ci siamo come punto di riferimento, ci siamo nel senso che loro devono sapere che la loro difficoltà di passaggio nelle varie fasce d'età è sostenuta e in qualche modo elaborata insieme a loro, non noi al posto loro, da parte di noi adulti. Noi abbiamo un vantaggio e uno svantaggio rispetto alle nostre generazioni precedenti, penso ai nostri nonni e ai nostri bisnonni. Noi abbiamo avuto un'educazione ai sentimenti, o in qualche modo ce la siamo fatta, abbiamo capito che la psiche, la psicologia e i sentimenti esistono, ci sono e sono fondamentali. Non è solo lavorare e portare a casa la pagnotta, ma esiste anche tutto un aspetto educativo e diciamo di stare insieme ai nostri ragazzi che è emotivo. Il problema è, noi sappiamo dare un nome a queste emozioni? Sappiamo stare accanto ai ragazzi con le loro emozioni, che spesso in adolescenza sono anche depressive, cioè l'adolescente, come la ragazzina di Inside Out, ha un periodo di umore basso, pensieri brutti, fa parte anche a livello neurofisiologico di un sfoltimento di situazioni che non servono più, perché quando si diventa grandi certi meccanismi dei bambini vanno abbandonati, e in questo passaggio di nuove competenze c'è un periodo anche di umore basso. Noi non dobbiamo spaventarci, dobbiamo esserci. Se l'adulto
che Winnicott diceva deve essere sufficientemente buono e basta che siamo sufficienti come genitori, come educatori, non dobbiamo essere perfetti. Sufficienti vuol dire che dobbiamo saper ascoltare, saper esserci. Se questo viene a mancare per un'infinità di ragioni, la maggior parte delle famiglie che io seguo, diciamo parallelamente ai ragazzi, sono bravi genitori, ma sono genitori in difficoltà e se sono sostenuti, se vengono sostenuti insieme ai figli, diventano dei genitori più sicuri e quindi migliori. Ora, se noi adulti non riusciamo ad essere accanto ai nostri adolescenti nel modo in cui loro necessitano, loro si chiudono in una bolla, cioè le sofferenze, le paure, tutto ciò che per loro è inaffrontabile o faticoso da affrontare, loro lo sublimano, lo somatizzano, si chiudono in una bolla dove non sentono. Se io non sento, non sto male, ma non sono neanche in grado di affrontare tutte le sfide che la vita mi richiede. Queste bolle sono, per esempio, i disturbi alimentari, cioè una situazione di controllo o di perdita di controllo, sono le due situazioni, nelle quali il corpo, diciamo, è più facile da vedere, controllare, gestire rispetto alla mente, quindi spengo la mente, il canale, diciamo, psicologico-mentale e accendo il canale fisico e quello riesco a controllarlo. Il problema è che poi è la malattia che controlla, non controllo più io e succedono i pasticci. Ora, l'adolescenza è l'ultima età nella quale si rimaneggia tutta l'identità e la personalità e il carattere dell'individuo. Quindi è un momento delicatissimo, va gestito da persone che la sanno gestire e qualunque adolescente può venire fuori da qualunque difficoltà se preso in tempo, diciamo, quindi prima di diventare adulto, se gestito da persone competenti, non che si improvvisano. Ciò che mi ha colpito quando ho letto i libri di Elisabetta è che quando li leggevo mi veniva in mente la frase che gli adolescenti sempre ci dicono, cioè tu non capisci niente, il mondo adesso è diverso e quindi tu non mi puoi aiutare. No? Quindi l'adulto che è fuori dal mondo, è fuori dal linguaggio, è fuori da tutto. I libri di Elisabetta sono una testimonianza e credo che qualunque ragazzo li legga, lo riconosca, del fatto che lei li ha ascoltati, ha appreso il loro linguaggio e attraverso i suoi libri riesce a dare voce a ciò che loro sentono dentro, cioè riesce a dare il nome alle emozioni. E credo che letti in classe o letti, siccome gli insegnanti tempo non ne hanno, letti per esempio in una fase estiva, tutti i ragazzi delle medie devono leggere almeno 2 o 3 libri estivi. Se uno di questi fosse uno dei due, io credo che poi gli insegnanti avrebbero degli argomenti in classe a settembre per poter avere lo stesso linguaggio e i ragazzi si identificherebbero, cioè non penserebbero più che noi adulti non capiamo niente e non siamo del loro mondo. Ecco, è un modo di avvicinarsi a loro, quindi ringrazio moltissimo Elisabetta. Ultima cosa, in Ciallia Leali c'è più l'aspetto somatizzazione e quindi disturbo alimentare, ma proprio il corpo che parla al posto della mente. Nell'Armatura di Otto invece c'è l'affrontare una grande fragilità e una grande frustrazione e i bulli in qualche modo si infilano in questa frustrazione, in questa fragilità. Ecco, io lascio la parola serenamente e felicemente a Elisabetta, che ringrazio per quello che ha fatto finora. Grazie alla dottoressa Pepe. Adesso lasciamo spazio all'autrice. Grazie di essere qui e complimenti anticipati perché siamo tutti ansiosi, no? Siamo ferocemente bisognosi di sentire quanto importante sono questi racconti e lo strumento fantastico che sarà per le nostre scuole e per i nostri giovani. Prego, Elisabetta Zen.
Beh, innanzitutto desidero ringraziare l'Associazione Ali di Vita per l'opportunità di condividere quel prezioso lavoro di sensibilizzazione e supporto concreto che con impegno e competenza svolge a favore dei giovani e delle loro complesse problematiche. Ho iniziato a scrivere questi racconti rivolti ai giovanissimi, convinta che proprio i racconti, grazie alla possibilità di immedesimazione nei protagonisti, possano svolgere un ruolo importante nella loro crescita e nella loro vita. Come abbiamo sentito, l'adolescenza è un momento fragile, un'età in cui i ragazzi si sentono spesso soli, incompresi, inappropriati, sotto pressione per raggiungere standard imposti da una società che, soprattutto attraverso i social, detta modelli irraggiungibili per sentirsi accettati o per sentire di valere qualcosa. È un mondo difficile in cui anche cercare aiuto, lo ricordavamo prima, può sembrare impossibile. Nei racconti emerge questa solitudine e insieme il grido silenzioso di chi cerca adulti di riferimento, genitori spesso disorientati, insegnanti percepiti come distanti, istituzioni spesso assenti. Ecco, le mie storie vogliono provare a offrire uno spazio di riconoscimento e di ascolto, dare un nome alle emozioni, rompere i silenzi che fanno paura, far capire ai ragazzi che non sono soli o gli unici a provare certe cose, ma che soprattutto, come diceva, una via d'uscita c'è sempre, che mai nulla è perduto, basta fidarsi e affidarsi a qualcuno di un po' più grande, con un po' più di esperienza. Per questo nei miei racconti c'è sempre la figura di un ragazzo o di una ragazza con un pizzico di maturità in più che fa da tramite con l'adulto per arrivare alla soluzione dei problemi. Ma questi racconti vogliono rivolgersi anche agli adulti, genitori, insegnanti, educatori, sottolineando l'importanza, la necessità di conoscere davvero il mondo in cui vivono i ragazzi, senza delegare o senza voltarsi dall'altra parte. Le insidie del web e dei social network, i consigli che i ragazzi cercano, le risposte che trovano, devono essere conosciute, monitorate per prevenire situazioni pericolose. Non si può più essere impreparati perché in gioco c'è la sicurezza, l'integrità e persino la vita dei ragazzi. Nel primo racconto, Anche Charlie alle ali ha imparato a volare, prendendo lo spunto dal libro Il gabbiano Jonathan di Richard Bach, si parla di volo nella vita che i ragazzi devono imparare a fare liberi e sicuri, ma che spesso, soprattutto per le nuove generazioni, risulta complesso e difficile, a partire proprio dal loro mondo nuovo, veloce, basato, come dicevamo, sui computer, sui social, sulle realtà virtuali, su principi che mettono il successo personale come unica meta, che stabiliscono il valore di una persona a partire da visualizzazioni, da numero di like, che poco hanno a che vedere con l'umanità, il valore e l'etica. Si parla poi della pericolosità di certe scelte che per ingenuità, per emulazione o per bisogno i ragazzini sono portati a fare, soprattutto al computer. Si parla quindi di challenge, sempre più pericolose. I numerosi fatti di cronaca, e ne abbiamo anche uno in questi giorni, ne testimoniano purtroppo la drammaticità agghiacciante e le tragiche conseguenze. Queste sfide, spesso mascherate da prove di coraggio, si diffondono rapidamente e spingono gli adolescenti ad atti estremi o autolesionistici, facendo leva proprio su quel bisogno di visibilità, di approvazione o di appartenenza a un gruppo. Si affronta poi il tema dell'anoressia, come abbiamo sentito, altro problema enorme e drammatico di cui si parla sempre troppo poco in modo superficiale, cercando di far emergere con delicatezza i rischi profondi e le sofferenze che questa malattia infligge sia ai ragazzi che alle loro famiglie. Nel secondo racconto, L'armatura di Otto, invece si parla di bullismo nell'ambiente scolastico, fenomeno sempre più attuale e diffuso tra i ragazzi. È un dolore silenzioso che può lasciare segni indelebili e proprio per questo va affrontato con coraggio e unità. Famiglie, scuole, istituzioni devono lavorare in sinergia, come rete solida e coesa, pronta a costruire risposte forti e condivise, perché ogni ragazzo ha bisogno di essere ascoltato, capito, guidato, vittima o bullo che sia. L'intento non è quello di condannare, ma di richiamare tutti noi a un rinnovato senso di responsabilità educativa. La protagonista che fa il controcanto a tutti e due i racconti è dunque la scuola che accoglie i ragazzi e che spesso, troppo spesso, non riesce ad andare oltre la trasmissione di meri contenuti
e si dimostra impreparata alla vera azione educativa, preparare alla vita. Come ha scritto Massimo Recalcati, la scuola resta la nostra ultima trincea, è il luogo privilegiato per dare una forma umana e civile alla vita. E questa è la sua funzione prima. È il luogo dove si gioca il futuro di un intero paese. Ed è proprio così. La scuola deve sicuramente essere rinnovata, ma assieme ad essa devono cambiare anche le famiglie e le istituzioni. Serve, come dicevo, una sinergia educativa, fatta di ascolto, dialogo e collaborazione, perché è l'unico modo per garantire ai ragazzi un futuro dove crescere con consapevolezza, maturità e libertà. Perché un racconto anziché un romanzo? Ho scelto di usare la formula del racconto perché somiglia di più, secondo me, agli adolescenti di oggi, poco propensi alla lunghezza del romanzo. Spesso, quando devono leggerli per la scuola, cercano in internet il riassunto, adesso poi hanno anche l'intelligenza artificiale che fa di tutto, cercano qualche commento e questo per loro è più che sufficiente, come se avessero letto il libro, perdendo delle chance importantissime. Forse un racconto, quindi, è più facile che riescano a leggerlo, che magari si lasciano coinvolgere dal ritmo della narrazione, dei fatti più interessanti, trovando anche un posto per la fantasia e l'esperienza personale, per riempire gli spazi e i tempi volutamente lasciati vuoti e che magari arrivino alla fine, che non è mai, almeno per me, una vera fine. Chiudo infatti sempre i racconti con un to be continued, per dare la possibilità sia al lettore di immaginare come proseguire il racconto, ma anche a me un eventuale seguito della storia. Grazie. Passo io di qua. Grazie all'autrice Elisabetta Gemmo, grazie parto dalla prima intervenuta dalla Presidente Loredana Borgato di Ale di Vita. Ringrazio il professor Filiberto Tartaglia e la dottoressa Peppe, tutti voi che ci avete seguito quest'oggi in questa conferenza stampa in temi così profondi, importanti. E vorrei concludere questa conferenza stampa con una riflessione, se posso. Per la Regione Veneto, per il Consiglio regionale del Veneto, per noi è stato un momento importantissimo quello di quest'oggi che abbiamo vissuto con voi. Il progetto Scuola Cialli è un progetto scuola importante, come abbiamo sentito dalle testimonianze, la scuola insieme a poi tutta la struttura della società, dalle famiglie, alle parrocchie, alle istituzioni, alle associazioni, tutta quella che è la struttura della società, sono di fatto un lavoro che ci aspetta, che ci sta impegnando, ma che ci aspetta da adesso in futuro. Credo di poter dire che questi due racconti possano essere l'argine per i nostri figli. Io sono anch'io papà, anche se ormai è grosso, è grande, ormai è un uomo, però è l'argine, mi piace pensarlo così, tra riuscire a far comprendere ai nostri figli la differenza tra la vita reale e la vita digitale, che la vita reale regala ciò che il mondo e l'era digitale non, almeno speriamo, non sicuramente può incidere, che sono magari il profumo, il battito degli occhi, la sensazione, un sospiro, qualcosa che fa la differenza e che è chiamata anche più spesso anche semplicemente l'empatia, che sono tutte quegli ingredienti che migliorano i rapporti, la società e le società passate, ma anche, speriamo, future. Spero che questi racconti possano anche far comprendere loro quello che si diceva prima, professore, che è importante, che se ne può uscire, si può vincere, le sfide vanno vinte e siamo capaci di vincerle. E che, concludendo, che la Regione Veneto c'è, ci sarà, a fianco sempre a questi progetti nelle forme possibili, che le nostre famiglie sono sicuramente a condividere, non devono essere condannati i nostri genitori, come la dottoressa Peppe ricordava prima, ma insieme a loro possiamo fare un percorso che possa raggiungere quell'interesse e quell'attenzione dei nostri giovani, facendoli comprendere queste differenze. Io sono convinto che i nostri giovani sapranno farlo insieme a noi, anzi molto spesso ci guidano. È vero che alle volte non abbiamo gli occhi e le orecchie per comprenderli e ascoltarli,
nel loro linguaggio, anche se stiamo imparando anche noi. È un cambiamento, ma nei grandi cambiamenti ci sono anche i grandi successi. E quando parlo di questo mi viene sempre anche un'emozione importante e profonda dentro, anche in questo momento, perché quando voi mi avete insegnato a noi istituzioni che quando si vince una sfida, un ragazzo vince una sfida per un disturbo alimentare o perché è stato vittima del bullismo oppure è vittima delle proprie fragilità, beh, questi ragazzi che poi vincono queste sfide sono ragazzi più forti, sono uomini e donne più forti e sono la guida e il patrimonio importante per far comprendere agli altri quei valori, quelle conquiste che di fatto sono le testimonianze viventi di una società migliore. E questo è il grande lavoro che voi state facendo insieme a noi istituzioni, e noi come istituzione noi cercheremo di stare al vostro passo. Ringraziandovi davvero dal profondo del cuore, perché nessuno magari può vivere quello che vivete ogni giorno voi, nella fatica anche di organizzare, Presidente, insieme a tutti voi tante iniziative, il lavoro che fate quotidianamente nelle scuole, insieme agli insegnanti, alle strutture, ma queste sono le occasioni che la Regione Veneto può mettere a disposizione per farlo conoscere. Grazie a tutti voi, grazie, credo che dobbiamo consegnare, dopo, alla chiusura, ok, consegneremo anche un presente all'autrice. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguiti in questa conferenza stampa e un arrivederci da Palazzo Ferrofini. Grazie a tutti.